quali affinità, quali divergenze, in che modo si può fare la sintesi. Beh, tutti questi problemi del giovane Holden pare che non se li faccia proprio il signor Giorgio Orsoni, che è stato, diciamo, gli hanno tolto gli arresti domiciliari, ha patteggiato 4 mesi per la vicenda delle tangenti del Mose e udite udite è tornato a casa e ha detto che non ha intenzione di dimettersi da sindaco. Questo è quello che ha detto Giorgio Orsoni. Forse ve ne hanno parlato nelle trasmissioni prima di questa, però non si poteva fare a meno di andare a toccare questo punto, perché non si dimette e dice: non mi dimetto, mi addolora la presa di distanza di alcuni, e mi sono sentito offeso. Poverino, è offeso. No, è terribile, cioè, si è offeso, vedi questa gente, povero, chissà che tristezza, povero Giorgio Orsoni. È andata così, povero Giorgio Orsoni, ma rimane sindaco di Venezia. Chissà come sono contenti i veneziani. Comunque, visto che imperversano tangenti, imperversano corruzioni, corruttele, mali costumi, bene, il governo è subito corso ai ripari. Lo sapete, c'è una legge anticorruzione che verrà approvata non appena ci sarà stato l'ultimo a essere giudicato con la vecchia legge, poi ne faranno una nuova, ovviamente non retroattiva, quindi diamo tempo a Renzi di tornare dal Vietnam o dove diamine è finito. Però, visto che questo è un governo zelante, un governo di gente che insomma non perde tempo, dal sito di Palazzo Chigi hanno già tolto tutti i contratti. C'era per la trasparenza che bisognava appunto pubblicare i contratti stipulati dall'amministrazione con i fornitori. Non ci sono più, perché il decreto legislativo 33 del 2013 con la nuova normativa non lo prevede più, spiegano da Palazzo Chigi. Quindi un'ottima manovra tenaglia in pieno stile governo Renzi. Da una parte, diciamo, daspo e grandi slogan che possono piacere, dall'altra aspettiamo a fare una legge anticorruzione affinché tutti quelli che sono inquisiti in queste inchieste vengano giudicati con la vecchia, poi se ne farà una ovviamente non retroattiva, e intanto, già che ci siamo, togliamo i contratti dal sito del governo. Vuoi mai che qualcuno vada a spulciare di queste cose? Potrebbe venire anche la tentazione. Un caro augurio intanto agli amici del Movimento 5 Stelle, che oggi con il loro diciamo stile stanno per votare online a quale gruppo parlamentare aderire. Sul blog di Beppe Grillo ci sono 3 opzioni. Una è quella di fare l'alleanza con Farage, la seconda è quella di fare l'alleanza con il gruppo dei conservatori europei, e la terza è quella di non entrare in nessun gruppo. Tuttavia, all'interno proprio del post dove si spiega questa cosa, ci sono una serie di cosucce che vanno a condizionare questa scelta, tant'è vero che ad esempio mancano i Verdi, e c'è una gran parte dell'elettorato e della militanza 5 Stelle che dice: ma come, non si era parlato anche dei Verdi? Insomma, bella scelta, come se io vi dicessi: potete continuare ad ascoltare Rebelot, potete continuare ad ascoltare Radio Padania, oppure, se proprio siete liberi, non spegnere, potete distruggere la vostra radio. Ecco, questa è un po' una traduzione della democrazia alla grillina. Comunque stiamo arrivando alla metà dell'anno, e quindi è, secondo me, il secondo momento dell'anno in cui si può augurarsi buon anno. Scarta col gusto del ritrovamento.
per nessuno. Pam! Chi è che fa secondo voi accanto a me? Chi sarà mai? La Martina Emisfero, l'unica presenza femminile in questi pomeriggi. Esatto. Un po' saltuaria come presenza, Ma comunque, però i miei buoni motivi, non è che cazzeggio, anzi. comunque mi hai dato l'ispirazione, o musa ispiratrice, o muso ispiratrice, Muso. perché oggi hai abbastanza anche il muso, quindi Marco. diciamo, la casa non ti vedono, o muso ispiratrice, mi hai dato l'ispirazione, ho detto, ma io come faccio adesso ad allungare questa settimana di approfondimento sulla destra e sulla sinistra con la Martina Emisfero che mi parla solo di moda, di smalti e di altre cose. E poi ho pensato al cognome, ti chiami Emisfero. Cosa non si può dire sul mio cognome? Che nel cervello c'è la destra e la sinistra. Esatto. Che li chiamano? Emisfero destro, emisfero Vedi, sinistro. vedi che lo sai. Ma vedi. c'è anche emisfero boreale australe, che quello non so se è destra o sinistra o sopra e sotto. Sopra e sotto. In ogni caso, Sopra e sotto, Sì. esatto. Vedete come questa trasmissione trasuda cultura, emisfero australe boreale, sopra e sotto. Marco, Rispetto quando a ci sei tu cosa? magari sì, quando ci sono io sto trasudamente un pochino, tu mi spari sempre delle nozioni che io non so mai, quindi Ma le invento almeno al momento. oggi però gioco in casa, vai Esatto, con la giochi- spiegazione, allora, oggi gioco in casa. Emisfero destro, emisfero Vai. sinistro. Quindi destra e sinistra ce li abbiamo nel cervello. Ok, e spieghiamo perché la divisione è importante, perché ogni area determina e pilota una serie di azioni, comportamenti, di sensazioni, eccetera. Partiamo da una cosa semplice, Sì. del tipo, se tu scrivi con la destra, si sta attivando quale area del cervello? L'emisfero sinistro. Ma Perché che cultura! a specchio. Perché è a specchio. Esatto. Quindi vedete, c'è un magna magna generale, ci sono le grandi intese, le larghe intese, ce le avete nel cervello, cioè non escono bisogna tagliarsi la testa per uscire dai compromessi in questo paese. Io non lo so. Allora, sono queste due parti del cervello. La sinistra cosa fa nel cervello? Da questo non me lo ricordo, cioè non lo so, non è... La sinistra è una noia mortale. Ok, perché non fa nulla. No, fa tutti i conti, pensa dove devi parcheggiare, La logica. si chiede se, che ne so, se quel simbolo lì vuol dire che oggi si paga il parcheggio, se non si paga il parcheggio, fa la dichiarazione dei redditi, la sinistra del cervello gli piace tantissimo, vedete che poi la sinistra è il partito delle tasse, perché c'è una correlazione in ognuno di noi e quindi c'è questo piccolo microchip che abbiamo dentro che funziona in autonomia, quella che la sinistra è quella che elabora le informazioni in modo lineare, l'emisfero sinistro, quindi quelli che dico una roba alla volta hanno dentro un governo di sinistra, proprio concreta, razionale, proprio allora cosa costa? Ecco, ti stai scoprendo di sinistra. O non esatto, tutte quelle ansiette lì e sono tutte sinistre. Ok. Mentre nel cervello la destra è, prima di tutto l'istinto. Apollonio, il mito di Apollonio totale, istinto, irrazionalità. Apollonio. Ricordiamo. No, perché leggo sulla tabella e vedo istinto, disegno, musica, canto, arte, danza, insomma, i piaceri della vita sono tutti a destra. Sono i piaceri dell'Apollonio. No, vabbè. Oppure? Com'è che erano? Erano Dio? Apollineo, non Apollonio. Apollineo è di sinistra però. No, è di destra. No, Apollo è di sinistra. Dioniso è di destra, nel senso del cervello. Ah, ok. Nel senso che stiamo dicendo adesso, nel senso cosa vota Apollo, ma penso che sia un elettore tipico moderato, no? Quello che si legge tutti i programmi, non gli va, forse un astenuto, perché figurati, o si candida lui, niente. Dioniso anche credo, no, forse 5 Stelle, forse l'anno scorso ha votato 5 Stelle. Dovremmo provare a chiedere. Però poi ha mangiato la scheda, capito? La prossima trasmissione. Comunque già votare una cosa è un atto che ha una sua razionalità. Dioniso non può farlo, cioè ha mangiato la scheda e si è ubriacato, ha tirato giù tutto il seggio. E quindi dicevamo l'emisfero destro, chi ha invece un governo di destra nella testa è quelli che fanno i sogni e se li ricordano. Ok. E che sono dei sogni, insomma, che uno gli dà un significato, dice oggi ho sognato, allora siete già di destra, quelli che gli piace fare i disegnini,
Mm? mica solo i grandi pittori ovviamente, anche quelli che fanno i disegnini. Mentre parlano magari? Mentre parlano, secondo me è un po' come un lavoro di commissione, dipende cosa stai dicendo. Cercavo di inquadrare il Panza, perché lui sempre quando siamo qua in radio in co-conduzione in tre, lui sempre fa dei grandi esatto. ghirigori. Non lo so il volevo un po' Panza, non c'è inquadrarlo. il Panza con noi, se no gli chiedevamo. Potevamo chiedere. Poi c'è un test molto facile che si può fare, te lo faremo fare durante la pubblicità e Sì? scoprirete se Martina Emispero è come sono le elezioni nel cervello di Martina Emispero. Comunque, tornando sulla destra, è quello che insomma non mette le regole alle cose, quello che quando parcheggia la parcheggia sul marciapiede e dice vabbè, se prendo la multa chi se ne frega, se la rimuovono ci penserò quando me la ma non rimuovono. metterla così in negativo, mettila su, cioè le regole non è che sono solo queste. Ci sono Esatto, anche... quali altre regole? Vabbè, ci sono anche delle regole che non sono così negative di senso, cioè che se allora non le rispetti stai facendo una cosa negativa, ci sono delle regole che se non rispettate magari... Ecco, tipo? Ma magari non so, immagino mangiare... Io trovavo il parcheggio come regola. Vabbè. No. Quelli che hanno capacità di sintesi, Mm-hmm. nel senso quelli che tu stai dicendo tante cose e Sintesi ti dicono cos'è? destra. Destra. Quelli che notano le somiglianze, Sì. questo è un dato molto importante. Se voi notate più le somiglianze Sì. tra le cose che le differenze, avete il governo di destra. Io sono di destra allora, perché io tutto trovo le somiglianze. Tutto questo somiglia. Sì. Se invece notate le differenze, se vi viene bene quel giochino della settimana enigmistica che uno ci mette una vita a fare, invece voi ci mettete un secondo, tac, 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 Mm-hmm. allora avete dentro un governo di sinistra. Poi, cos'altro possiamo dire? Ah sì, che ci sono dei modi poi che sono un po' sciocchi per dire se è la destra o la sinistra del governo, ma per capirlo sul momento, e che è questo. Allora, se voi in questo momento chiudete un occhio, quale chiudete? Hai chiuso a destra lo chiudo. Hai chiuso il destro, quindi in questo momento sei concentrata, ci sta perché stai facendo la trasmissione radio, non è che possiamo fare. Quindi è in azione sinistro. Era in azione sinistro. Voi chiudete un occhio velocissimo e capite in questo momento, esatto, noi qui siamo tutti a sinistra in questo momento. Perché, sì, perché allora il regista ci stanno ascoltando fin troppe persone. Ecco, il regista è concentrato e quindi ha chiuso il destro anche lui. Marco? Io ho chiuso il destro. Quindi qua siamo tutti di sinistra. Se voi adesso avete fatto questo gioco e avete chiuso un occhio, fateci sapere se siete di destra o di sinistra nel punto di vista degli emisferi. Ne parleremo con Martina Emisfero. Nell'emisfero, qual è questo? Australe o boreale? Che emisfero siamo? Regia, che emisfero siamo? Regia, che emisfero siamo? Non si sa. Australe secondo me è giù, quindi nell'emisfero boreale, se non fosse in quell'Australe, dipende, poi la Terra è tonda, quindi comunque sia, va bene, ne parleremo dopo la pubblicità di questo e di altri meravigliosi argomenti, ma voi scriveteci se siete di destra o di sinistra al 346 64 277 56 346 64 277 56. Ero distratta perché l'Alessandro Morelli ci sta dicendo che stava leggendo lo stesso argomento su una rivista che stava sfogliando. Questa qui poi è la sincronicità, esatto, ne parleremo anche di questo, esatto, che sono tutti poi collegati in una sorta di grande Unione Europea dei cervelli, dove ci sono il Partito Popolare dei cervelli e poi c'è la Le Pen che è dentro ognuno di noi, ma di tutto questo parleremo dopo.
pubblicità velocissime. Siamo già rientrati in onda, non avete fatto in tempo a mandarne uno di SMS se siete di destra o di sinistra e non siamo neanche riusciti a farle fare il test alla Martina. È No, un fallimento perché questa la pausa prossima volta pubblicitaria. vogliamo una pubblicità almeno di 10 minuti, così intanto noi ci organizziamo, facciamo il test, cerchiamo... 2-3 minuti, che pubblicità insomma. è questa qua? Si vede che sono fasce orarie che non frequento generalmente. Cosa ti devo dire, Martina? Comunque abbiamo identificato che c'è una destra e una sinistra in ognuno di noi, abbiamo sentito il direttore di Radio Padania che in questo momento stava leggendo la stessa cosa, Lo stesso argomento c'è un collegamento internazionale dei congressi che ci sono dentro il nostro cervello, questo ci interessa ognuno per i fatti suoi, perché adesso non rendiamo tutto questo poi più di quanto già stiamo facendo opera di, come si dice, divulgazione e informazione. Nel caso accendiamo un cero ad Apollonio, che in qualche modo... Ma comunque non volevo dire Apollonio, volevo dire un'altra cosa, però visto non che non me lo ricordo molto bene, sì, accendiamolo, che tanto un cero più cero in meno, esatto, non è un problema. E parliamo di qualcosa di molto molto originale, ma ne parliamo dopo che Martina Emisfero ci avrà salutato, perché pensate quanta originalità. Oggi inizia il campionato mondiale del calcio, sì? E a te da 0 a 10 quanto te ne può fregare, Martina? 0, ecco. 0 perché non sono una tifosa, le partite mi annoiano, in più non conosco neanche le squadre, cioè sì, le nazioni. Sono le nazioni. Sì, ho capito, però ce ne sono alcune che sono proprio sconosciute, cioè se mi dici Real Madrid magari ci arrivo anch'io. Il Real Madrid non fa ancora il mondiale. No, la Spagna, è vero. Beh, questo denota, questo non era un errore, questo denota il mio grado di preparazione. Ma in realtà perché tu sei talmente autonomista che vorresti un mondiale a cui partecipano le città. Vabbè, allora il Barcellona, nel caso. E ti faresti il Barcellona. Il Real Madrid sicuramente no. Comunque, da che mondo è mondo, chiunque in questo mondo avrà l'avventura di sopravvivere almeno un mese non potrà fare altro che parlare e sentire parlare dei campionati del mondo di calcio, e noi non possiamo esimerci. Ma tu sei interessato? Io sono interessato, sì. È certo che noi terremo la trasmissione, noi vi daremo l'audio dei mondiali. L'audio addirittura? Sì, saremo noi la telecronaca fedelissima. Immagino, fedelissima. con proprio dei dettagli tecnici che solo voi potreste snocciolare. Dovresti venire anche tu, perché serve una donna. Io al massimo posso Ti piace quando vieni trattata in quanto donna? Sì. Ti piace? Sì, ti piace essere quota rosa? Comunque io arrivo in degli argomenti e in degli angoli dove voi non arrivereste. Sei come lo Swiffer. Ad esempio, io conosco tutte le mogli dei calciatori. Ah, le WAGs. Le WAGs. Perché si dice WAGs? Wife of athletes qualcosa. Moglie degli atleti famosi, una cosa del genere, non è proprio specifica sul calcio, l'acronimo vale anche per tutti. Quindi vuoi restare a parlare di calcio? Sì, se parliamo di quello possiamo stare qua fino a domani mattina. Allora, mentre io e Martina rimaniamo qua a parlare di calcio, voi a casa, non lo so, fate quello che volete, ma non vi consigliamo di ascoltare i prossimi 20 minuti.
Era un tentativo di fare sintesi, no? Questo della canzone? Eh sì, perché Malpensa, quindi territorio, ma Brasile, mondiali. Allora amici, vabbè, te lo potevi preparare di meglio? Non lo so. No, è bellissimo, però io sei resto sempre a bocca emozionata? aperta, ma sì, emozionatissima. Tutte le canzoni che scegli mi emozionano. Ecco, brava. Cominciamo operazione, esatto, adulazione, Flattering. perché flattering. Flattering, adulazione. Dopo in Wags, inglese. anche sai che abbiamo sbagliato su Wags? Wags? Ci hanno scritto e che girlfriends. ci sono anche le girlfriends. Wives Wife and girlfriend. Ah, vedi, noi pensavamo solo a Sì, ma perché lì restano girlfriends Perché un noi siamo giorno? per la famiglia Ma tradizionale. no, ma perché poi lì restano girlfriends un giorno, mica come i fidanzamenti normali che magari uno sta fidanzato 7 anni, 8 anni, poi si sposa. Lì con un calciatore, cioè, prima la donna se lo ingabbia con un bel matrimonio, meglio è, quindi i fidanzamenti sono Sì, brevi. Ma tu sei calciatore? No, cioè, No, allora... non no, è che... dico nel palmarès, ma anche della... No, ma dipende se Serie mi C. interessa, poi può fare anche l'operaio, il calciatore, non è che è un problema, se è messaggi interessante, insomma, si può fare, se è Sai che cretino secondo no. me sei educativa proprio quando Davvero? vieni in radio, sì. Mi fa piacere. Spero che all'ascolto ci siano delle persone che appunto apprezzano il lato educativo della tua presenza. No, sono sincera, non è che mi interessa. Vedi, ancora più educativa perché sei anche sincera. Comunque, stasera la vedi Brasile-Croazia? No, stasera vado a fare un po' di sport, Va quindi bene, non so, va cioè bene, lo va faccio io lo sport. Domani la vedi Messico-Camerun? Ma no, Marco, non li guardo, non mi interessa. Neanche, che ne so, Spagna-Olanda? No. Ma chi speri che vinca il mondiale? Ma che ne so, non so neanche chi è che c'è in pole position per... Ma un po' tutte le nazioni del mondo. No, ho capito, ma ci sarà qualcuna che sarà la favorita, quella che avrà vinto... La Svizzera. No. Io ve lo dico, quest'anno vince la Svizzera. È favorita. Sarebbe un colpaccio, Sarebbe un colpaccio, sì, vincere i mondiali anche un per questo paesino che è grande emittente. come una moneta, cioè... Piccolo e bello però. Piccolo e bello, sì. Stavi E poi per caso ironizzando sulla... No, poi essere piccoli come la Svizzera, diciamo che... Poi dipende da che moneta, sai, preferirei molta Italia in meno. Ecco, brava, semina che oggi è la puntata autonomistica e quindi dobbiamo seminare il tracciato. Comunque tutto questo per dirvi, questo cazzeggiamento, per ricordarvi come una minaccia che, allora, l'Italia, il paese che in questo momento ancora ci ospita gentilmente con il suo clima di grande trasparenza, le sue istituzioni così bonarie e amiche del cittadino, l'Italia ha anche una sua nazionale di calcio che giocherà alla stregua delle altre. Quando? Lo sappiamo? Allora, la prima partita è sabato 14 giugno, Sabato ma è a mezzanotte. Un po' tardino. Quindi Radio Padania non trasmetterà la diretta, io però sarò in Inghilterra, sarò a Londra, quindi se sopravvivo il giorno dopo vi racconto che cosa è successo, se sopravvivo, ma come funziona qua? Che se perdi sei fuori subito, indipendentemente dall'Italia in questo caso, cioè la prima partita dei mondiali, se perdi vai a remengo oppure... Care donne all'ascolto, no. No. Ok. No. Ci sono altre possibilità. Come minimo tutte giocano 3 partite. Ok, poi chi ha vinto più partite, diciamo, sono dei punti, 3 punti se vinci, 1 se pareggi e 0 se perdi. Quindi le fidanzate tristi non saranno salve. Ragazze, se dovesse vincere il paese per il quale il vostro uomo tifa o appartiene, dipende dai casi. Esatto. Ecco, non siete salve. Se dovesse perdere non siete salve perché comunque ha ancora delle possibilità. Però diciamolo a tutti i rapinatori all'ascolto che venerdì 20 giugno alle ore 18 non c'è traffico, perché quando gioca la nazionale non c'è più nessuno. In giro. E se volete vedere dei musei, volete andare a fare cose pazze, c'è l'anarchia che dura per 90 minuti venerdì 20 giugno a partire dalle 18. Io purtroppo non potrò godermela perché starò qui anch'io comunque a inficiare in qualche modo il rito del calcio, ma voi che non avete di questi obblighi potete assolutamente fare quello che vi pare, perché tanto non c'è più nessuno che controlla niente. Se avete un esercito che state tenendo nascosto per l'occasione buona, la rivoluzione fatela il 20 giugno alle 18. Tanto in Italia non funziona niente, è tutto bloccato. Tutto fermo e bloccato e libero. E lo stesso varrà per martedì 24 giugno alle 18, quando si giocherà Italia-Uruguay.
quindi quelle saranno le 2 finestre rivoluzionarie, poi se ne apriranno altre solo tra 4 anni. Ma Marco, visto che hai seguito tutta questa vicenda dei mondiali, Ho tutte ho no, però scaricato un calendario. vabbè, ma sei ferrato, lo Sono sento che sei ferrato. ferrato, sei preparato. Vai. Tutte le polemiche sul Brasile, sulla situazione, la sicurezza, cioè è migliorato. Sì, ma sono dettagli, Martina, non star lì a fare i discorsi cioè, del Brasile. Sono, diciamo, questo popolo relativamente esiguo, Mhm. perché i Pochini. brasiliani quanti saranno? Ma qualche milione, Ma sì, qualche milione, Mhm. cioè saranno un po'. non so quanti. Sono un pochino, alcuni sono arrabbiati perché altri sono più ricchi e tutto lì, ma sono... Quando c'è di mezzo il Cioè, calcio si soprassede ma queste cos'è importante, scusa? Le La differenze partita. sociali o il calcio? Il calcio, direi, Brava. decisamente il calcio. Diciamo, non lo so, il lavoro che non c'è o il calcio? Il calcio. Brava, perfetto. L'immigrazione Ma questo, smodata? stai parlando Di tutto il mondo, principalmente dell'Italia e anche del Brasile. Che perché sono abbastanza accomunati esatto. in questa cosa, diciamo. Quindi l'Africa sta invadendo l'Italia, ma chi se ne frega, c'è? La partita di E Italia. allora, tranquilli voi da casa. Rilassatevi, Qua ci sedetevi sul siamo vostro noi. divano, stappate una Coca-Cola o Una Coca-Cola, non si può birra. dire una birra. La Coca-Cola si può dire, si può ma dire perché senza ormai la è quasi un nome speranza. comune, quindi si Esatto, può senza dire. la speranza che ci faccia da sponsor. Cioè, questa comunque potrà sia. accadere. Esatto. Una birretta, un'acqua minerale frizzante, Che un'acqua tristezza, naturale, un tè alla pesca e godetevi la partita. Intanto Mentre l'invasione questo continua. devono farlo i maschi, invece le donne godetevi quelli che non guardano la partita, perché c'è un'esigua minoranza di maschi che soffre terribilmente il fatto del calcio, che è l'argomento comune di cui si parla in tutta Europa. Tra uomini soprattutto. Tra uomini, è la lingua comune dell'australopiteco maschio, Esatto. perché se incontri uno di Parigi, sconosciuto, nome, e la seconda domanda, perché non è che chiedi che lavoro fai, è che squadra tifi? E se non sai la lingua, sai il nome del calciatore e tra maschi c'è un momento di... Oh, che bello, lo sa anche lui. Qual è la squadra di Parigi, per dire? Il Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Saint-Germain. Germain. Vabbè. Lo chiederemo a Zaz nel caso. Esatto, quindi cantante. mia cara Martina, c'è una piccola minoranza di maschi che non amano il calcio. Sì. Amate i maschi che non amano il calcio durante i mondiali. Si aprono, è una finestra rivoluzionaria. Può succedere di tutto: colpi di stato, tradimenti, e tanto sono tutti a guardare la nazionale. E noi, Radio Padania, che siamo fuori dal coro, guarderemo la nazionale.
Ah, beh, proprio, Invece chissà. questa è orribile, quindi non solo parli di calcio, che è un argomento proprio a me lontanissimo, ma mi fai anche ascoltare la musica più brutta che io abbia mai ascoltato in vita mia, cioè me ne devo proprio andare, cioè mi costringe ad andarmene in questo modo, non so se lo sai. Non è che te ne vai perché ti piaccio troppo, di la verità. Ma figurati, Di questa è la solito scusa quando dei dovete principianti. mollare qualcuno lo fate È così, la guarda, scusa sono dei spaventato. principianti, guarda. La- Sono proprio sincera e schietta, come hai ricordato tra l'altro prima, all'inizio della Sei trasmissione. educativa, quindi Sono come si educativa, molla un ragazzo il giorno della partita della nazionale? gli si dice tutte le sere a guardare la partita. Adesso cos'è? Un mese di mondiali, un mese a guardare le partite. E non usciamo più, non andiamo più a cena, non andiamo più a fare una passeggiata, a mangiare il gelato. No, io sinceramente così non ce la posso fare, Marco. Lasciamo perdere. E in quel momento il maschio dice, vabbè, Il maschio ti fa andare, cioè non pensate che vi sì, perché c'è rincorra, la ragazzi. nazionale, Ma va. sappiatelo, non c'è speranza di attuare dei No, meccanismi. oppure ti può rispondere, beh, ma è la mia passione. Non è che non devo coltivare le mie passioni, vabbè. Il divano è una parte di passione. Vabbè, ma il divano lo capirei di più, è la partita che mi infastidisce. Puoi anche guardare National Geographic sul divano, non per forza la partita, oppure leggere un libro, oppure sonnecchiare. Invece no, è la partita il problema. Il problema è la partita. Sì, con quella voce lì dei commentatori che ti ricordano, non so, la domenica quando tornavi a casa in macchina con i tuoi genitori dalla gita, che il papà ascoltava la partita in radio, tu volevi dormire, c'era sto casino di sto qui che parlava. Poi il commentatore Rai, proprio quello che mi ricordo più, A te quella non voce piace. lì. Quella voce Non ti lì. piace Pizzul? Ma no, io non è che me li ricordi i nomi, Il però in commentatore mente sta Rai. voce Cioè, che... allora, la nazionale può essere vilipesa, capito? Ah, lo Stato oppressore, schifo, ma Bruno Pizzul non me lo si tocca. No, non ho niente contro di lui, però già che mi commenta la partita, per me, insomma, Non la commenta sensazione più se la negativa. cosa ti fa piacere. Adesso c'è Caressa, uno che urla, che sembra di essere sul divano con un invasato. Caressa, mi ricordo che Eh. qualcuno diceva delle cose che tipo non capiva niente, non so, durante un momento in cui io ho assistito a una partita purtroppo. Hai assistito una Sì, volta, sgridavano Caressa per qualche commento non proprio Pizzul non lo appropriato. sgridava nessuno, No, comunque. Comunque vedi che stai rimanendo da vera donna. Dici me ne vado e poi rimani. No, adesso me ne vado. Non sai quello che vuoi. No, me ne voglio Guarda andare. che questo studio non è che... È che se apro la porta poi nella diretta si sente. Ah, va disturbiamo. bene, allora metto una canzone. Spero migliore di quella ma di se prima. era questo il problema, metto una canzone. Cosa ti piace? No, adesso così su due piedi. Eros Ramazzotti? Va bene, Eros Va Ramazzotti. bene, allora vai verso la tua terra promessa.
mezz'ora simpa, si sono attivati tutti gli ascoltatori più simpa. E ci mandano i simpa messaggi. Uno di questi è Mario da Monza Brianza, scrive: non serve l'Uruguay, c'è già il Renzi che procura guai. Bravo Mario, Bravo. che bella rima. È vero, bella. È vero. Comunque, 2 estimatori degli Halloween a Radio Padania Libera, Mattia da Varese e Claudio Borghi Aquilini da Milano. Da Milano probabilmente. Non so, uno sì. che guarda che cognomi lunghi che hanno a volte, scrivono gli SMS. Poi attenzione, ci mette in guardia seriamente Sandro, che anche il governo di solito fa le peggiori nefandezze proprio durante i mondiali di calcio. Quindi dobbiamo stare anche attenti da quel fronte. Sono infamissimi da questo punto di vista, sì. perché aspettano Ferragosto, sì, la notte soprattutto. La notte di Ferragosto, come i ladri d'appartamento. Esatto. Però il ladro d'appartamento è più onesto, perché quantomeno ti entra fisicamente in casa e ti ruba fisicamente delle cose. Quindi potrebbe anche essere che tu lo becchi. Lo nel Stato caso. Invece ti manda Stato... una lettera, sì, per cui tu devi prendere le cose e portargliele. Cioè, capisci? È più subdolo nell'intento. È molto più subdolo. E mentre Luciano da Bologna invita a boicottare i mondiali di calcio per solidarietà verso gli indos e i poveri cacciati dalle favelas in Brasile. Vedi che Luciano anche lui sapeva di tutta la polemica. Sapeva lui. Lui, anche io un pochino l'ho letta, però non sono più rimasta molto aggiornata sull'argomento, quindi non so come si sia sviluppata la situazione. Sta di fatto che questi mondiali partono, vuol dire che avranno un po' cercato di sistemare, non so in che modo, che sia però un bel casino, ma non si capisce. Non lo fanno vedere alle televisioni, quindi è come se non ci fosse. Che strano, che strano. Comunque, cose strane succedono anche in casa PD. Giusto per parlare di cose strane. Allora, oggi è successo qualcosa di strano. 13 che si sono autosospesi. Cosa vuol dire autosospesi, Marco? Ma te lo sai che cosa vuol dire? Perché non è dimettersi. Ma non lo so che cosa vuol dire auto poi sospendersi. Si vede che neanche loro sono del PD, capito? Non lo è Orsoni, non lo è Enrico Letta, abbiamo detto ieri. Non è del PD da quando gli sono arrivate quelle voci di una tangente anche lui, voci assolutamente non vere, perché sicuramente Enrico non ha fatto niente. Oggi in 13 si sono autosospesi perché hanno tolto a Corradino Mineo la sua commissione preferita e lui si è arrabbiato con Matteo. Ah, per questo? Sì, ha rubato sì. Io allora pensavo gli amici, per una cosa che interessasse un po' il popolo italiano. Le riforme istituzionali secondo te possono interessare qualcuno? Beh, dipende da chi, nel senso che qualcuno interessato a una riforma istituzionale c'è, lo conosco, però vabbè. Però le riforme del Senato io non lo so. Ok. Vabbè, insomma, è ancora tutto in alto mare, ma adesso è tutto in mano a Maria Elena. Matteo ha dato tutto in mano a Maria Elena, quindi siamo a posto. Botte di ferro non è quella che invece protegge Mario Adinolfi. Io sento dagli ascoltatori Mario Adinolfi è uno dei fondatori del Partito Democratico, che è sempre stato del Partito Democratico con Veltroni, anche una figura di spicco, si è candidata alle europee più volte, eccetera eccetera, e adesso pensate ha scritto un libro in cui dice che insomma la famiglia è tradizionale, però attenzione, perché un conto è parlare di matrimoni che sono una questione legislativa dello Stato, ma quando parliamo di fare figli, eccetera, eccetera, il figlio viene fatto da uomo e una donna. Ebbene, è stato marginalizzato nel suo partito e ogni volta che va a presentare questo libro che si intitola Voglio la mamma viene sempre picchettato dai suoi, esatto, che ormai l'hanno ridotto assolutamente a un paria, perseguitandolo in ogni dove. Oggi lui ha pubblicato una lettera che inizia con questa citazione di Chesterton, con la quale noi ci salutiamo e andiamo alla GR, che dice così: appiccheremo fuochi per testimoniare che 2 più 2 fa 4, sguaineremo spade per dimostrare che le foglie sono verdi in estate. Non ci resterà quindi che difendere non solo le incredibili virtù e saggezze della vita umana, ma qualcosa di ancora più incredibile, questo immenso impossibile universo che ci guarda dritto negli occhi. Ora voi non dovete guardarci, ma ascoltatevi il GR. A tra poco. Quando vuoi regalarti subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una